Dottore Vetolo, quale significato assume la visita di oggi di Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Agrigento qui al CTS? Il significato è quello che ci ha detto il Vescovo. Lui ha detto che ci voleva incontrare gli operatori e i ragazzi, le persone che usufruiscono del servizio che è del CTS. Noi pensiamo che questo volere conoscere è un segno di volere anche come si dice, appropriarsi per tutta la comunità del progetto che noi portiamo avanti, che non è un progetto nostro, ma un progetto della comunità. Lui si fa interprete della comunità, in questo caso della comunità pastorale e anche oltre, di riappropriarsi di questo progetto che non è il nostro. Noi gestiamo un servizio che è di tipo ambulatoriale, un servizio che è di tipo domiciliare. Nel servizio domiciliare sono coinvolti 45 persone, per la maggior parte sono persone adulte o anziane con problemi motori, la maggior parte fanno fisioterapia a domicilio. Nel servizio ambulatoriale abbiamo 85 persone, per la maggior parte sono bambini, ragazzi e ci sono anche degli adulti. I problemi che vengono trattati sono quelli della disabilità intellettiva, del disturbo dello spettro dell'autismo e problemi di tipo neuromotorio. E quindi il trattamento è di tipo fisioterapico, logopedico, psicomotorio e vi è anche un supporto di tipo medico, psicologico e sociale, proprio per garantire il rapporto con le varie agenzie del territorio. Ecco, il centro si pone come un centro aperto alla comunità e questa è l'occasione per dire è un'attività aperta alla comunità, alle proposte della comunità, alle esigenze della comunità. Ci saranno presenti, oggi abbiamo il piacere di dire che saranno presenti anche persone che sono state in trattamento, che hanno finito il loro percorso riabilitativo e rientrano, tra virgolette, a fare le normali attività che fanno tutte le altre persone. Hanno finito e verranno anche a testimoniare che da questa disabilità si possono trovare comunque dei normali processi di accomodamento che permettono il massimo di inserimento poi nella società, nella scuola o anche nel lavoro. Abbiamo ragazzi che hanno fatto il loro percorso appunto e ora lo continuano nella società, nella vita di tutti i giorni. Ed è questo il significato grosso e noi pregheremo il Vescovo di pregare per noi per continuare in questo progetto. In buona sostanza far toccare con mano al capo della Chiesa Agrigentina questa splendida realtà che corrisponde al nome di Centro Terapia e Studi che opera sul territorio. Che opera sul territorio, sì. La sua è la migliore conclusione di questo breve incontro, sì, è questo il significato. Sua Eccellenza, oggi si conclude questa visita pastorale che ha visto la sua presenza nella nostra città. Finora che bilancio possiamo tracciare? Ma stasera con il pellegrinaggio e come dire anche così con il giubileo della forania concludo la visita pastorale qui appunto nella forania di Canicattì. Sono stati giorni di grazia, di incontri, di preghiera, ecco, utili per guardando avanti, e cioè alla fine della visita pastorale della diocesi che è prevista per il dicembre 2025, ecco, poter presentare un programma pastorale per gli anni a venire. Ogni incontro è unico perché sono incontri di persone, ci si arricchisce, si impara qualcosa e si consegnano delle indicazioni. È un po' lo stile che si è scelto per questa visita pastorale, insieme tessitori di speranza, e sono stati giorni appunto vissuti insieme con tante realtà ecclesiali e non ecclesiali per concentrarci comunque nell'annuncio del Vangelo sicuramente, ma anche nella passione per l'uomo
e nella custodia del bene comune. Come mai la scelta è caduta sul CTS, Sua Eccellenza? Beh, è un luogo di vita, è un luogo di accoglienza, di riabilitazione di giovani, ma adesso li conoscerò.